No, guarda, io sono un appassionato di calcio, e soprattutto di calcio 8, che secondo me è uno sport molto interessante. Sono uno che da parecchio tempo che lo segue, ho fatto molti tornei a Roma Nord di calcio 8. Conosco molti ex giocatori professionistici, però nel calcio professionistico io a livello proprio professionista non c'entro niente, perché non è che sono un allenatore o un uomo di calcio, sono un uomo che ama il calcio. Quindi. E mi piacerebbe infatti che questo movimento diventasse anche forte a livello di Lega un domani, che diventa proprio riconosciuto a livello come sport. Questo è stato un motivo di coinvolgere anche Francesco, che è un amico, che comunque invece è un'icona nel calcio a differenza mia. La squadra è in fase di allestimento, Francesco ha detto che viene, spero che verrà più possibile, perché poi dipende dai suoi impegni, dalle compatibilità che lui ha e dal divertimento anche che si crea. Se il livello è alto, divertente, competitivo e sano, sarà ben contento di partecipare, quello che mi auguro io. E i giocatori che stiamo costruendo attorno a lui sono tutti giocatori interessanti, giovani soprattutto, perché questo è l'obiettivo, e poi ex giocatori che parteciperanno. Ad oggi hanno tutti dato, diciamo, disponibilità, ora molti stanno fuori, quindi quella è la difficoltà. Sarà difficile fare le presenze, playoff so che ci sono 7-8 squadre che sono attrezzatissime, che sono amalgamate. Sicuramente è una squadra, un outsider che può diventare una squadra pericolosa se completa e una squadra, diciamo, meno pericolosa se non è completa. Poi se come allenatore sono bravo a fare il calcio 8, vediamo se riesco comunque a dare comunque una dimensione, una corporatura. Poi abbiamo Vallone come collaboratore che è molto bravo e conosce la Lega, quindi sicuramente sarà un valore aggiunto. Spero di divertirmi e divertirci tutti insieme, che sia un torneo divertente.